Raffaele Padrone è segretario generale dell'UGL Sicurezza e Polizia in Friuli, Venezia Giulia. Ogni giorno siamo qui a dare notizie appunto di micro e macro criminalità. Io non starei più a distinguere micro o macro, criminalità e basta, anche perché l'insicurezza nelle persone è proprio a causa della microcriminalità, il furto in casa, il borseggio, no? La rapina fatta magari in pieno centro come a Pordenone in via Damiano Chiesa, no? Oppure in via Francesco Baracca qualche giorno fa, o a Udine, a Trieste, o a Venezia, insomma la paura di essere borseggiato e via e ci sono questi continui flussi migratori, no? Io ho letto quest'oggi tra l'altro un bellissimo articolo di uno 007 israeliano, il quale ha messo in guardia il nostro paese proprio in merito a quanto sta accadendo in Medio Oriente e nelle zone legate all'Iraq e in Siria, dicendo che questa situazione può creare ulteriori situazioni anche per il nostro paese e certamente non positive. Notizia di qualche minuto fa, addirittura è stato arruolato nell'ISIS questo esercito che sta mettendo a ferro e fuoco alcune zone con uccisione indiscriminata, sgozzamenti, abbiamo visto il giornalista americano e via discorrendo. A proposito, ieri sera avevo dato la notizia relativa al professor Becchi, che aveva fatto una battuta dicendo no, noi diamo le armi ai curdi, però dopo non meravigliamoci se le due ragazze verranno passate. E aveva risposto Rizzetto, aveva dato proprio in diretta, no? Che Rizzetto aveva detto che Becchi, quest'oggi è intervenuto lo stesso Di Battista del Movimento 5 Stelle, il quale ha definito Becchi un cattivo maestro. Quindi avevamo visto insomma bene ieri quando leggiamo in diretta i social network per essere sempre più informati e per informarvi. Quindi parliamo di questi dicevo oggi l'ISIS ha fatto sapere che sta arruolando anche gente europea. Sembrano siano 10 gli italiani partiti dal nostro paese per arruolarsi nell'ISIS e addirittura anche minorenni. Un ragazzo tredicenne belga è partito con il fratello ed è lì a combattere, tanto per farvi capire, no, cosa sta accadendo. Ecco, parliamo dei flussi migratori, cioè i flussi legati all'immigrazione, no? Questa immigrazione che viene sottolineata da molti come una immigrazione dovuta alla guerra, ed è vero, alla fame, ed è vero. Però nel contesto, diceva lo 007, si possono infiltrare anche personaggi che vanno a destabilizzare il paese, non dico l'Italia, ma l'Europa. Sì, innanzitutto voglio dire una cosa, che penso che lei abbia centrato il discorso su quanto riguarda la sentire la sicurezza. Allora, penso che interessi più al cittadino quando gli vanno a rubare in casa, quando per la strada vengono scippati come la povera anziana a Pordenone, che magari quando ci sia la grossa rapina in banca. Per tornare alla domanda, direttore, io penso che sia questa, cioè io ho sentito da giorni, da mesi, non da giorni, anche nella sua trasmissione, ogni volta c'è questa cosa sul fatto che questi che arrivano vogliono andare dall'altra parte, vogliono uscire dall'Italia. Cioè, questo non è poi così vero, o meglio, se questi vogliono andare dall'altra parte, sanno benissimo perché esiste un trattato che è quello di Dublino dell'89, direttore, cari telespettatori, in cui l'Italia effettivamente, firmata dal Presidente della Repubblica e di tutti i paesi europei, in cui si dice chiaramente nell'articolo 3 di questo trattato che chi prende impronte e riceve l'immigrante, lo Stato che lo riceve, se lo deve garantire, gli si deve dare l'asilo politico, quindi se arriva in Italia, guardate che le coste, fatalità dall'Africa, non fanno il giro e vanno in Danimarca con le navi, noi ce li andiamo a prendere perché c'è il Mare Nostrum e ce li portiamo
in Sicilia, ce li portiamo in Calabria, ce li portiamo a Salerno, per cui una volta identificati, anche se questi se ne vanno, per legge è un trattato di Dublino firmato dal Presidente della Repubblica, quindi basta con queste storie, ce le rimandano, non ce le... è obbligo che ce le rimandano, perché in quell'articolo è ben precisato che chi riceve ha l'obbligo di portare avanti tutto l'iter. Siamo stati attaccati, anch'io ho letto questa cosa del Ministro, addirittura siamo stati attaccati dicendo che gli diamo 200 euro per ogni immigrante per scappare. Io non voglio arrivare a questo, però sappiate che dei centri scappano, se ne vanno e ritornano. Ne abbiamo avuti qua, partiti dalla Caritas, arrivati qua e rimandati indietro dal Belgio, da tutti i paesi qua vicino, dall'Austria, rimandati in Italia. Questo è il grave problema. È legge, non è vero che questi possono andare di là, perché vengono rimandati qui. Questo è il vero problema. Notizia di qualche ora fa, insomma, quest'oggi due afghani erano stati fermati in Svezia perché senza documenti li hanno rispediti in Italia e loro si sono presentati, hanno prenotato con la carta di credito un albergo a Gorizia e poi si sono presentati pensando che l'albergo fosse gratuito per loro in quanto profughi, le hanno fatto capire che così non era, tanto per rimanere in tema. Chiudiamo con la sicurezza degli stadi, perché anche il nostro stadio è interessato, facendo parte di un campionato nazionale, addirittura la questura ogni qualvolta c'è una partita ora arriva un comunicato stampa per dire le vie. Sì, sono le nuove disposizioni, credo mercoledì siano uscite le nuove disposizioni emanate sempre dal nostro ministro Alfano, il quale dopo la morte di maggio di Ciro Esposito ha emanato nuove disposizioni per quanto riguarda la sicurezza degli stadi. Noi come UGL Polizia avevamo chiesto a maggio proprio, fatto una lettera al Ministro dicendo che le misure da attuare devono essere quelle inglesi, cioè stadi protetti, stadi nuovi per organizzare le partite di calcio, perché andremo a finire anche a Pordenone. Innanzitutto credo che Pordenone con l'organico che avrà sarà costretto ogni partita importante calda a chiedere personale, quindi costi su costi per una partita di pallone. Questo è poco ma sicuro perché noi non abbiamo e dobbiamo garantire, questo deve garantire una certa sicurezza e noi non abbiamo gli uomini per garantire questa sicurezza. Coi Daspo, caro direttore, io credo che siamo veramente alla minestra riscaldata, perché cosa ha fatto il Ministro? Ha emanato ancora degli articoli Daspo su Daspo, praticamente non ha fatto che incrementare fino a 9 anni per la frode alle partite, quindi niente di sicurezza. Ha incrementato a 3 anni chi viene sorpreso fuori dal proprio comune e quindi non potrà andare in un'altra, cosa che non è vero, perché vediamo che ogni volta quando succede l'incidente c'è il tifoso che doveva essere a Milano e lo troviamo a Roma, quindi non è vero neanche questo. L'unica novità forse che possiamo dire in questi 10 articoli che ha emanato, che forse ha dato l'arresto, e tra virgolette arresto, perché penso che sia anche a tutta la banda che si presenterà, quindi ha esteso il Daspo non solo al primo ma a tutta l'organizzazione. Buon lavoro Raffaele Padrone, segretario dell'UGL Polizia Friuli Venezia Giulia.